Salvo la Rosa per una serata qui nell'ambito del cartellone dell'estate di Realmonte. E Salvo la Rosa non è nuovo a queste serate, applauditissimo, e tra l'altro in binomio straordinario sempre con i comici. Salvo la Rosa è un giornalista, nasce giornalista, ma è un giornalismo particolare quello tuo. Intanto grazie per questa intervista e grazie anche a tutte le amiche e tutti gli amici di Realmonte che ci hanno ancora una volta invitato qui, perché con Enrico Guarneri e non solo siamo stati tante volte ospiti del Teatro Costa Bianca e di queste belle rassegne. Sì, io nasco come giornalista, sono un giornalista professionista, però amo la comunicazione, mi piace anche lo spettacolo e quindi ormai dal 1994 ho iniziato soprattutto con Insieme questa carriera di conduttore televisivo, poi sono diventato anche spalla di tanti comici, ma soprattutto sono, come dire, da sempre in coppia con quella persona che intervisterete tra poco, che è il bravissimo attore Enrico Guarneri e lo straordinario personaggio comico di Litterio, anche perché le due cose devono andare necessariamente insieme. Enrico è un bravissimo Litterio perché è un bravissimo attore, quindi faccio quello che mi piace, mi sento una persona fortunata, come dice Giovanotti sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato il sogno, anzi ho realizzato il sogno che avevo da bambino, quindi sono contento e visto che ancora funziona e visto che ancora il pubblico ci vuole bene, anzi approfitto anche di TVA per ringraziare tutte le persone che ci seguono, andiamo avanti e anche stasera a Realmonte c'è grande affetto, grande partecipazione, per cui grazie, come amiamo dire, cu tutto cori. Litterio insieme a Salvo la Rosa rappresentano un must della nostra comicità siciliana. Sì, sicuramente è così, poi magari non è che ci voglia tanto a scoprire che è la formula della comicità in generale. Voglio dire che Litterio potrebbe benissimo essere, senza voler peccare per carità di presunzione, potrebbe essere benissimo Pappagone o potrebbe essere quel personaggio che non ricordo che nome avesse, che interpretava Manfredi, fosse che fosse la volta, il Burino, insomma, il Burino di Roma. La comicità delle formule che sono, è come la musica, sono trasversali, possiamo parlare lingue diverse, però se ci troviamo davanti a un brano musicale e tu suoni la chitarra e io suono il contrabbasso, non ci sono lingue, insomma il linguaggio è così anche la comicità. Sì, la coppia, ecco, noi usiamo un meccanismo collaudatissimo che è quella del dotto e dell'ignorante, che nel nostro caso specifico è esattamente al contrario, cioè sono io il dotto che mi sforzo di apparire. Vedi che già diventa tutto comico, no? Facilmente comico. Però è il viene avanti cretino di una volta. Il viene avanti cretino, esatto. Certo, noi lo coloriamo molto con il profumo, il sapore della nostra meravigliosa terra che tanto ha dato nel mondo dello spettacolo, sia serioso, drammatico, sia nella commedia, nella farsa, insomma, ecco. Ma questa comicità, Litterio, nasce dalla capacità di sapere leggere uomini e comportamenti e contesti. Sì, certo, sicuro, però bisogna poi riuscire a saperli filtrare con quelli che sono i tuoi filtri e lì entrano tante cose in gioco, entra in gioco la tua purezza, la tua ingenuità oppure l'essere malizioso, tante piccole cose che servono anche quando fai l'attore normale, l'attore serioso, quando fai il teatro, ecco, tutto viene filtrato, sì. La battuta è la battuta, se c'è da ridere si ride, però ci sono situazioni in cui certe cose dette da X personaggio fanno ridere, dette da Y personaggio non fanno ridere, quindi ci sono dei meccanismi strani, è tutto soggettivo, ecco. Un saluto per il pubblico di TVA e di Realmonte in particolare. Come diceva Usignol La Rosa, siamo vecchi di questo teatro. Qui siamo stati tante volte, la quarta volta, forse anche quindi grazie a Realmonte, grazie a cosa e poi io amo Agrigento, gli agrigentini, esatto. Il modo meraviglioso di parlare, quindi
E tappe ce ne sono veramente, veramente tante, Siracusa, poi siamo stati a Messina. siamo stati a Messina, Caltanissetta abbiamo fatto già Noto, poi faremo Floridia, Gravina di Catania, tanti altri. E questo vuole essere un augurio anche per la ripartenza. Allora, seguite la mia pagina, perché lui è sciarriato con Facebook, cioè nel senso che approfitta della mia pagina. Io sono contento che Salvo La Rosa Official, li trovate tutto su Salvo La Rosa TV su Instagram. Notizie vere, tutto quello, no, vere, notizie vere, anche false. Un abbraccio con tutto. Comunque con tutto. Vi volemo bene. Ciao. Ciao.